Da oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo. Totaviaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Per Capodanno Totaviaggi vi propone Parigi, 4 giorni e 3 notti in hotel 4 stelle da 390 euro. Berlino, con volo diretto da Venezia da 390 euro. Totaviaggi, viaggiare a Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chionsi, in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Kiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro, produzione e abbigliamento in pelle per i più grandi marchi. Kiros è il sostenitore principale della Fossaltese Calcio. Kiros, in via del lavoro a Fossalta di Portogruaro. In questo numero, il Porto volta pagina, le prime dichiarazioni del nuovo tecnico Giancarlo Maggio. Occhi puntati sul derby dei rimpianti tra la Salute e Fossaltese, le immagini del gol annullato ai Liventini. Mister Moreno Tomasello racconta il grande momento del suo Caorle. In seconda categoria il Ceggia è decollato, intervista con il presidente Mino Carrer. La Sangiorgese non molla, mister Stefanutto non fa drammi dopo la sconfitta di Giussago. Il Porto femminile ferma la capolista San Marco Trieste. Questa settimana spazio anche al calcio amatoriale, siamo stati ad una partita del Porto Over. Il Mestre non si ferma, la Triestina sì, adesso in Serie D sono 6 punti di vantaggio degli arancioni sugli allabardati sconfitti ad Abano e ormai insidiati alle spalle da un campo d'Arsego al quinto successo consecutivo. Ai padovani la cura Masitto sta portando i frutti sperati e nel contempo anche maggiore interesse ad un campionato che per quel che riguarda la promozione è diventata una sfida a 3. Anche se è solo una sfida del girone d'andata, la partita offre già contenuti di un certo rilievo. Una vittoria veneziana farebbe sprofondare gli alabardati a -9, un distacco considerevole avendo ben presente il valore degli arancioni decisi più che mai a riportare a Mestre il calcio professionistico. Il Cordenons di Massimo Mian si è invece fatto imporre il pari casalingo dall'Alto Vicentino, un punto che comunque muove la classifica permettendo ai Granata di restare sempre sopra la zona salvezza. In coda invece il Careni Pievigina di mister Vinicio Bisioli non è riuscita a dare continuità al successo del turno precedente, perdendo un importante scontro salvezza con l'Este. In tal modo i trevigiani restano in coda a 2 punti dalla zona play-out. Il campionato d'eccellenza ha visto la prima sconfitta dell'Union San Giorgio Sedico, una battuta d'arresto di un certo peso perché subita nello scontro diretto con la Liventina che ha così dimezzato il proprio ritardo.
I trevigiani sono passati con autorità lanciando un chiaro segnale in ottica promozione, a differenza di un Treviso caduto sul campo della Cenerentola cornuta, così come il San Donà si è inchinato al Martellago. In riva al Piave dunque l'effetto Tossani si è esaurito nello spazio di una settimana. I sandonatesi già domenica sono chiamati a reagire contro il Borgorico per non correre il rischio di perdere ulteriore terreno dalla zona playoff. In promozione il pareggio del Portogruaro sul campo del Conegliano è stato fatale per la panchina di mister Alessandro Gallina. 2 punti in 5 partite senza un'organizzazione di gioco e con una tifoseria ormai sempre più scettica, tanto da disertare in un certo numero gli spalti del Mecchia, è stato quanto è bastato per far prendere al direttivo portoguarese una decisione attesa ormai da qualche settimana. Adesso alla guida della prima squadra è stato promosso l'allenatore degli allievi Giancarlo Maggio. L'esperienza per lo più con il settore giovanile è stata una scelta interna ponderata, utile anche ad evitare di appesantire ulteriormente le casse societarie che, come è noto, hanno un budget limitato. Non è comunque una soluzione di ripiego, bensì una scommessa sul futuro con la quale si punta con decisione a risalire la china. Mi accingo con tantissimo entusiasmo perché io questa società l'ho vissuta da tifoso. E quindi per me è solo un motivo di orgoglio, è un onore poter dare una mano a questa società che può fare meglio, come hai detto tu. La squadra è un ottimo gruppo, il gruppo è unito, il gruppo ha voglia, ha fame, ha voglia di riscatto e quindi siamo fiduciosi. Io cercherò di portare l'entusiasmo anche dal punto di vista dell'idea che ho di calcio, quindi di cercare di essere un attimino più propositivi, di cercare di giocarci tutte le partite alla pari con tutti e di non mollare mai, perché insomma questa maglia merita di essere sudata forse più di altre. Anche perché la piazza, non nascondiamocelo, lo pretende. Sì, la piazza lo pretende, ma poi sì, lo pretendono tutte le piazze, quindi c'è pressione, ma non ci deve, tra virgolette, spaventare, ci deve stimolare a fare di più. Ecco, una squadra che ha sofferto in maniera particolare in questo inizio di stagione sulle palle inattive. Sì, a differenza dell'anno scorso dove il mister ha fatto un lavoro eccezionale secondo me, e quest'anno anche episodi, devo dire, sfortunati, perché insomma gli errori individuali capitano lì, insomma, puoi fare poco, però è chiaro, è uno degli aspetti sul quale dobbiamo lavorare e dobbiamo cercare di migliorare assolutamente. Devi un po' riscattare così l'avventura sfortunata dello scorso anno a Lugugnana. Sì, riscattare tra virgolette, perché comunque è stata una mia scelta lasciare, perché avevamo costruito una bella favola, infatti poi i risultati dopo l'hanno dimostrato e anche il feedback con tutti i giocatori che è rimasto, però non c'erano i presupposti a mio avviso di poter fare un progetto a medio e lungo termine, quindi per divergenze ho preferito lasciare. Nuovo acquisto in casa del Portogruaro, Alessandro De Rossi, ben ritornato, visto che insomma sei una vecchia conoscenza ormai. Dunque, allora, con quali motivazioni arrivi qui nuovamente a Portogruaro? Le ambizioni sono grandi, insomma, vengo su una piazza importante come Portogruaro e appena mi hanno chiamato non ho esitato a dire sì. Adesso dobbiamo dimostrare in campo e dobbiamo fare bene, anche per la gente che viene a vederci, insomma. Infatti, insomma, la classifica al momento non la guardiamo nemmeno, perché la squadra è stata costruita per fare un ben altro tipo di campionato. Appunto, come dici tu, ora la parola aspetta il campo. Chiaramente la classifica lo si guarda sempre alla fine del campionato. Chiaro che adesso bisogna tirare fuori gli attributi, una squadra come la nostra insomma non può navigare in quelle posizioni là. Infatti arrivi in una stagione in cui gli obiettivi tutto sommato sono profondamente diversi rispetto magari a 3 anni fa. Sì, perché 3 anni fa insomma la squadra era nuova, era fatta all'ultimo momento, insomma
lottavamo per la salvezza, ecco. Adesso non si può più scherzare, insomma. Vicende portoghesi a parte, il campionato di promozione adesso vede concretizzarsi il primo vero tentativo di fuga della stagione. Al vertice c'è il Vittorio Veneto, i trevigiani vantano 3 punti di vantaggio su un La Salute fermato nel derby da una Fossaltese ritornata ad esprimersi su livelli più consoni al proprio blasone. La 12ª giornata ha confermato la crisi dell'Union Vipo, battuto da una splendida robeganese che da questa settimana ha fatto capolino in zona playoff. Tra La Salute e Fossaltese è dunque finita in parità, 1 punto per uno che se non sistema la classifica dei biancoverdi risucchiati in zona play-out, vista la prestazione offerta, pone comunque le basi per guardare avanti con maggior fiducia. Quella in riva a Livenza è stata una bella sfida, ma con una rete annullata ai canarini per un fuorigioco inesistente che al termine del match è stato oggetto di molte discussioni. Siamo a commentare un pareggio che per quel che riguarda soprattutto il finale di partita vi sta un po' stretto forse. Sì, confermo. Abbiamo fatto una buona partita contro un avversario che si difende molto bene, organizzato. E su un campo che col passare dei minuti è diventato molto pesante, e questo sicuramente penalizza il nostro modo di giocare, perché noi privilegiamo giocare in velocità, palla a terra, diamo intensità al nostro modo di giocare, quindi il campo col passare dei minuti sicuramente ci ha un po' frenato e ci ha un po' penalizzato. I ragazzi secondo me hanno fatto una buona partita, hanno messo sotto, soprattutto nei primi 15-20 minuti, hanno messo sotto gli avversari, hanno creato tante occasioni da gol, poi abbiamo rischiato anche qualcosa in un paio di circostanze, perché comunque il Fossalta ha dei giocatori di valore davanti, è una buona squadra secondo me, e quindi il rammarico resta sicuramente per la prestazione, per le occasioni avute, e comunque andiamo avanti, continuiamo su questa strada. Finale con quel gol annullato che probabilmente era regolare. Questo non lo so, i ragazzi e altre persone mi dicono, e anche le persone che magari erano posizionate meglio di me, dicono che fosse un gol regolare. Io questo non lo posso sapere perché dalla panchina non avevamo la visuale per poter giudicare. È un peccato perché ci avrebbe permesso di vincere questa gara, credo tutto sommato meritatamente. Ma io ho visto la mia squadra, parlo per quanto mi riguarda la mia squadra, ho visto un gran carattere, gran voglia di far risultato, ho visto dei grossi miglioramenti, voglia di soffrire, sono stati dei bei segnali, secondo me abbiamo intrapreso la partita con il verso giusto, insomma. Ecco, in certe situazioni magari qualcuno ha peccato forse di egoismo. Sicuramente il primo tempo abbiamo avuto, parlavo anche adesso, insomma, abbiamo avuto 2 occasioni veramente clamorose e vabbè, comunque hanno fatto delle scelte sbagliate sia sul palo sulla respinta, che ok, se si va un po' di cattiveria fai gol, e l'altra quando eri in 2 contro 1 bastava appoggiare la palla in parte, quindi abbiamo avuto delle buone occasioni, dai, abbiamo sofferto, ci siamo aiutati e quindi andiamo avanti, lavoriamo e prepariamo la settimana prossima. Questa volta dobbiamo dire che, insomma, che forse l'arbitro vi ha un po' graziato. Riguardo a cosa? No, riguardo al gol che forse... Beh, io la mia posizione non l'ho visto, era davanti sicuramente ai miei, ma non posso dire che era fuori gioco, no, non ho visto, quindi non dico niente. Non posso dire che era gol oppure non era gol, se ha fischiato avrà visto. Posso contestare tantissime altre cose, ma quella no. Ed in prima categoria il 90 è andato ad espugnare il non facile campo del Fossalta Piave. I neroverdi comandano il girone dando l'impressione una volta in più di essere un collettivo coeso e di grandi qualità, con tante soluzioni per emergere anche dalle situazioni più intricate. Alle spalle resiste solo il Caorle, che ha rifilato un secco poker a domicilio al Marcon, terza della classe. I litoranei stanno attraversando uno splendido momento di forma, tanto da recriminare qualche punto di troppo gettato al vento nelle precedenti partite, che avrebbe potuto valere il vertice solitario della classifica. Sì, il rammarico è solo questo, di aver perso dei punti per strada che non meritavamo, dove potevamo tranquillamente essere sopra tutti, però la reazione c'è stata. La squadra anche domenica ha dimostrato di essere una squadra sicuramente da alta classifica,
Bene, contenti tutti, un momento positivo su qualsiasi cosa che succede in campo, siamo sempre pronti, siamo determinati, cattivi anche, quello che volevo io, ma soprattutto c'è gioco, c'è compattezza di squadra. Infatti domenica avete dato veramente una lezione di calcio al Marcon. Sì, i ragazzi in settimana gli ho detto che dovevamo stare tranquilli, fare il nostro gioco, che problemi non ce ne sono, perché se dobbiamo pensare a tutte le squadre che incontriamo la domenica e dire attento a questo, attento a quello, attento all'altro, ho detto no, andiamo in campo, dimostriamo la nostra qualità, andiamo dentro come leoni e basta, alla fine sono entrati sereni e tranquilli, hanno dimostrato di essere una squadra, ti ho detto, come ancora prima, al top, e c'è da continuare, trovare questa condizione, questa credibilità di forza che abbiamo e andare avanti giornata per giornata, però giocando con carattere e determinazione come domenica e personalità. Domenica siete in casa con il Casale. Ogni domenica è dura, perché lo stesso Lugugnano 2 domeniche fa con la Milanese vinceva 1-0 fino ai 5 minuti alla fine. Dunque non è facile, qualsiasi partita che si incontra non è mai facile. Adesso loro hanno vinto domenica 5-0, sono sicuramente galvanizzati. E ti ripeto, noi dobbiamo essere noi stessi, se stessi, cioè giocare, dare sempre tutto il massimo e continuare come stiamo facendo adesso, sperando adesso di recuperare un po' di assenti che oggi non ci sono perché hanno avuto dei problemi domenica, delle botte, e basta, dimostrare che siamo veramente squadra di alto livello, tutto qua. Intanto, restando in prima categoria, vi è da segnalare la resurrezione della Giulia. I concordiesi hanno espugnato il campo della Milanese siglando addirittura 4 gol in 90 minuti, più o meno la metà di quanto erano riusciti a fare nell'arco delle 11 partite disputate in precedenza. I neroazzurri non sono ancora emersi dalla zona play-out, ma il ritorno al successo costituisce una notevole iniezione di fiducia per affrontare queste ultime 3 partite del girone d'andata con grande convinzione e voglia di vincere al fine di presentarsi al via del girone di ritorno senza alcun assillo di classifica. Il Lugugnano invece deve fare i conti con l'ennesima manita subita, aspettando i tanto sospirati rinforzi per provare a realizzare un'impresa impossibile, anche se con un solo punto sinora inanellato appare ben difficile che il futuro Granata sia diverso dalla seconda categoria. Da oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo. Totaviaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Per Capodanno Totaviaggi vi propone Parigi, 4 giorni e 3 notti in hotel 4 stelle da €390. Berlino, con volo diretto da Venezia da €390. Totaviaggi, viaggiare a Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chionzi, in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Kiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro, produzione e abbigliamento in pelle per i più grandi marchi. Kiros è il sostenitore principale della Fossaltese Calcio. Kiros, in via del lavoro a Fossalta di Portogruaro.
E in seconda categoria 3-0 al tavolino per il Pramaggiore. Questa è la decisione del giudice sportivo presa ai danni del Treporti, che nel match contro il Bleugrana aveva schierato il giocatore Costantini senza tesseramento. Un'autentica manna per la capolista, che guadagna 2 punti di vantaggio sulle contendenti, nonostante la sconfitta subita sul proprio campo ad opera del Ceggia, disputando una brutta partita. La capolista in tal modo affronterà con minori patemi d'animo, ma in formazione largamente rimaneggiata, lo scontro diretto con un Bibione tornato a correre con passo sostenuto dopo qualche passaggio a vuoto. È stata comunque una giornata di grandi sorprese, che ha significato anche una settimana di profonda riflessione per più di una compagine. È il caso del Treporti, fermato dalle Cainiga del neotecnico Massimo Sibau, e del Ponte Crepaldo, travolto in casa dallo Jesolo. A sorpresa il Taglio Veneto ha battuto il Musile 1000, respingendo per il momento l'assalto del Ceggia al terzo successo consecutivo. È arrivata un'altra vittoria, terzo successo consecutivo, un Ceggia che si sta riscattando dopo un avvio piuttosto complicato. Sì, l'avvio è stato abbastanza complicato, anche se comunque abbiamo sempre giocato bene, giocato a calcio. Questa è la nostra prerogativa. Quando si gioca a calcio prima o dopo i risultati arrivano. Purtroppo abbiamo avuto molte defezioni e mai avuto la rosa a disposizione. Adesso abbiamo una buona parte appunto della rosa a disposizione. Da domenica prossima saremo praticamente al completo. Siamo felici perché è una vittoria che ci dà morale, ci dà classifica, ci toglie un po' per qualche giorno da una zona che non era nostra e che per la squadra e per i nomi che abbiamo sicuramente non dovevamo essere lì, insomma. Infatti un Ceggia che ormai sono diverse stagioni che sta iniziando un po' in maniera zoppicante e poi esce alla grande nel girone di ritorno. Sì, ormai è diventata una prerogativa, ce lo dicono un po' tutti e purtroppo dipende sicuramente da una serie di infortuni che ci capitano sempre all'inizio della stagione. Non ci sono motivi particolari legati a preparazione o cose del genere, perché sono tutti infortuni, diciamo così, accidentali, e quindi stiamo raccogliendo bene, raccogliendo i frutti di un lavoro comunque mai mollato. I ragazzi sono sempre disponibili, si allenano con costanza e serietà e quindi siamo convinti di poter disputare un buon campionato. Speriamo di toglierci prima possibile da questa situazione. Nei vostri obiettivi a lungo raggio cosa c'è? Resta la seconda categoria oppure c'è qualcosa in più? Ma guarda, il nostro obiettivo è quello di creare un gruppo, l'abbiamo creato in molti anni, abbiamo un mister che è voluto bene sia dalla società e sia dai ragazzi, è un mister che vuol assolutamente giocare a calcio e questo per noi è la cosa più importante. Quello che poi viene lo raccoglieremo, i nomi e i ragazzi e il gioco c'è per fare meglio di così sicuramente, e quindi non ci poniamo degli obiettivi. Il nostro obiettivo è sempre quello di mantenere la società in vita con 130 ragazzi del settore giovanile e una prima squadra che giochi a calcio, anche per dare, diciamo, l'opportunità ai eventuali giovani che arrivano dal settore giovanile di poter entrare a far parte appunto del gruppo della prima squadra. Non prendiamo giocatori da fuori, chi vuole venire a giocare a Ceggia è sempre il benvenuto e questa è la nostra filosofia. La terza categoria è sempre nelle mani della Giussaghese. I portoguaresi si sono imposti nello scontro al vertice con la Sangiorgese, partita che ha lasciato qualche strascico polemico in casa liventina. Intanto prima cosa faccio i complimenti alla Giussaghese, perché comunque è una squadra che è al vertice perché merita di stare al vertice, gioca un discreto calcio, merita il punteggio, merita i punti che ha e va bene così. Nella partita di domenica preferisco non parlare dei problemi arbitrali, perché anche loro sono da soli, a volte ci vorrebbe un po' di più comunicazione tra noi allenatori e loro arbitri, però va bene così e non importa. Di domenica, diciamo, di positivo c'è che comunque è stata una sconfitta, come si può dire, è stata una sconfitta positiva, per il semplice motivo che la mia squadra ha giocato bene, che la squadra è stata in campo per 90 minuti, sempre concentrata. A loro hanno dato un rigore che poteva esserci o non esserci, a noi ne hanno negati di diversi. Comunque una partita che il pareggio sarebbe stato, secondo me, il risultato giusto. Qualche episodio ha premiato la Giussaghese, che comunque non ha demeritato la vittoria. Sono convinto che comunque se continuiamo così, se continuiamo a giocare come domenica, sarà dura per chiunque venire a San Giorgio o incontrare la Sangiorgese. Diciamo che con umiltà
dobbiamo continuare a lavorare, sapevamo di avere una rosa buona. Adesso ho recuperato anche alcuni uomini importanti, tipo Bucciol che si era infortunato, tipo altri giocatori che venivano da infortuni. Ci stiamo mettendo in careggiata, le squadre comunque sono sempre le solite, l'Annonese, la Giussaghese, e secondo me vediamo domenica che incontriamo il Meolo. Poi comunque campionato corto, poche squadre, perciò una sconfitta 6 secondo, una vittoria 6 primo, cioè tutto vicino. Vedi anche tu la classifica 15-25, diciamo, a parte la Giussaghese che ormai ha fatto un po' di distanza, gli altri sono tutti attaccati, insomma ogni domenica una battaglia e va bene così. Ecco, qualche rammarico per qualche punto gettato al vento in precedenza? Sicuramente i punti... A mente fredda i punti persi in precedenza sono stati, secondo me, un risultato di pareggio forse dell'Aclea, interpretando la partita in maniera diversa e non così sottotono. Sicuramente, con tutto il rispetto, i 3 punti persi con il Torre di Mosto, e poi forse, ma era la prima partita, tanti infortuni, tanti squalificati, un punticino col Villanova. Per il resto secondo me abbiamo raccolto, una volta dai, una volta prendi, quello che meritavamo. Perciò 3-4 punti ci mancano, ma non di più. Quelli sono i punti che pesano, adesso come adesso. Eccoci a parlare di calcio femminile con il vice allenatore del Portogruaro, Dario Serre. Dunque è arrivato un pareggio con la prima in classifica, con il San Marco Trieste. Era un po' uno spauracchio che poi nei 90 minuti non si è rivelato tale, insomma c'è molto da recriminare per non aver fatto proprio una partita che avreste meritato decisamente di vincere. Sì, spauracchio perché la prima partita che abbiamo giocato noi quest'anno l'abbiamo fatta contro di loro in Coppa, abbiamo perso male, la squadra era prima in classifica, aveva fatto una serie di risultati, di vittorie consecutive fino alla partita precedente alla nostra, dove aveva pareggiato contro l'Altivolese, squadra che l'anno scorso era arrivata seconda in campionato, una buona squadra. E ci aspettavamo una partita dura, difficile è stata. Loro hanno delle individualità non indifferenti e un'organizzazione di gioco, insomma è un gioco ben organizzato, soprattutto con gli esterni, e hanno un gran bel trequartista. Noi siamo stati bravi a giocare sui loro punti di forza, a cercare di tamponarli. Siamo stati bravi a giocare sui nostri punti di forza e alla fine dei 90 minuti sì, è finita 0-0, però meritavamo molto di più noi. Un gol sicuro, almeno 2. Siamo presentati più volte davanti alla porta, 1 contro 1, il nostro attaccante contro il portiere. Purtroppo qualche errore di mira ci ha penalizzato, però la prestazione è stata eccellente dal mio punto di vista. Le ragazze hanno dato tutto in campo, hanno messo fisicità, hanno messo grinta, hanno messo tecnica, hanno messo propositività, hanno messo idee di gioco. A parte il risultato noi siamo soddisfatti. Ecco, è stata una prestazione positiva che lascia sicuramente ben sperare in vista di un'altra trasferta alquanto insidiosa, sempre a Trieste con la Triestina. Sì, quella di domenica sarà una trasferta dura, difficile, perché questa Triestina noi non l'abbiamo ancora vista, possiamo solo studiarla attraverso dati che recuperiamo dai giornali o da altre fonti, insomma. Sappiamo che è una squadra piuttosto esperta, un'età media piuttosto alta rispetto alla nostra. Sappiamo che andiamo a giocare su un campo sintetico sul quale le nostre ragazze non sono abituate a giocare. Il campo sintetico è diverso rispetto al campo d'erba, il pallone rimbalza in maniera diversa, le condizioni climatiche lo influenzano in maniera diversa. Sarà una bella sfida domenica, perché andiamo alla cieca. Questa settimana ci occupiamo anche di calcio amatoriale con le vicende del Portover. Siamo con Michele Rosson. Dunque, la stagione come sta andando? In questo momento sta andando assolutamente bene, siamo a punteggio pieno, partite tutte vinte.
quest'anno è inutile che ci nascondiamo, l'obiettivo è di arrivare fino in fondo. Abbiamo portato a casa più di qualche giocatore che ci fa la differenza e niente, ci mettiamo il massimo impegno, vediamo alla fine che cosa succederà. Questa sera freddo pungente, quindi c'è la solita vostra grande passione che alimenta questo genere di campionati. Beh sì, la passione è alla base di tutto, perché alla fine lo sport amatoriale è questo, è la passione per questo gioco. Sì, freddo, nonostante tutto questa sera eravamo in tanti e siamo riusciti lo stesso a avere il nostro turnover, quindi abbiamo fatto giocare un po' tutti, come è giusto che sia, e niente, siamo qua, vediamo cosa succederà. Insomma, adesso abbiamo un'altra partita fra una settimana, sempre qui a Concordia, e vedremo se anche le nostre avversarie riusciranno a starci sotto, tenendo questo ritmo che noi fino adesso siamo imbattuti, insomma. Ecco, Portover è impegnato anche su più fronti. Sì, abbiamo anche altre due realtà che sono anche gli over 50 quest'anno. Siamo un bel gruppo, ben consolidato. Diciamo che il nostro campionato è quello un po' più importante, se si può dire così, rispetto all'altro, però insomma sì, siamo impegnati su, diciamo che quando arrivi a una certa età, per non mollare tutto è bello continuare a divertirsi con un sacco di amici, c'è il famoso terzo tempo che alla fine è quello che più dà soddisfazione, tra virgolette. Da oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo. Totaviaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Per Capodanno Totaviaggi vi propone Parigi, 4 giorni e 3 notti in hotel 4 stelle da 390 euro. Berlino, con volo diretto da Venezia da 390 euro. Totaviaggi, viaggiare a Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chionsi, in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Kiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro, produzione e abbigliamento in pelle per i più grandi marchi. Kiros è il sostenitore principale della Fossaltese Calcio. Kiros, in via del Lavoro a Fossalta di Portogruaro.